Eccoci qua, siamo ritornati in onda. Allora, riprendiamo un po' il discorso proprio del ruolo dei consorzi. Abbiamo visto che ce l'hanno molto presente i nostri telespettatori, no? Molto presente, perché quando capitano poi i problemi voi entrate in prima posizione, no? Però l'acqua è un interesse generale, che poi si tratti di acqua che non sia inquinata, eccetera. E quindi si punta il dito contro i consorzi, anche se poi in realtà questa poi è una settimana, se non sbaglio, no, dei consorzi di bonifica che si dovrebbe aprire la prossima. Se non sbaglio deve essere fine aprile, la settimana della bonifica. Sì. La settimana della bonifica, quindi per far capire anche quanto lavoro viene fatto, eccetera. Lei dice, voi attingete a una fonte idrica importante, buona quindi. E noi attingiamo dalle ultime analisi che ci vengono fornite, ecco perché mi sono permesso, non per denigrare gli altri fiumi, per carità, perché dopo io non voglio andare a creare problemi in altre zone, però l'Adige anche come quantità di acqua, anche nel 2015, anno particolare e siccitoso, è stato quel fiume che ha garantito una quantità di acqua maggiore di altri, ecco, sia quantità che qualità, per cui riusciamo, finché resiste, anche se viene interessato da centrali idroelettriche, dai bacini di Trento che forniscono corrente o energia elettrica in quella provincia. Però questo non va ad alterarne, ecco, per cui abbiamo dei momenti che entriamo in preallarme per la crisi idrica, però se riusciamo a gestirla in maniera ottimale, sia come regione che come enti consorziali e tutti quelli che attingono dall'Adige, riusciamo ad averne a disposizione tutti quanti, insomma. Ecco, perché in questo momento non è un periodo comunque abbondante? Veniamo dall'inverno. Noi cittadini comuni mortali abbiamo visto che qualche pioggia c'è stata, neve in montagna ce n'è, tanta peraltro. Noi veniamo da una riunione a livello regionale di qualche tempo fa, dove l'inizio del 2016 poteva essere considerato un anno normale, ma la fine estate e autunnale del 2015 andavamo in rosso, in deficit di circa il 30%. Il 30%, è tantissimo. Mi è rimasto impresso un dato del lago di Garda che a fine anno era meno 8 centimetri, vuol dire che 1 centimetro 1 milione di metri cubi. Dopodiché è peggiorato ancora il livello nei primi giorni dell'anno perché non pioveva. Tutti quanti si cercava di pensare, perché sì, va bene le piogge, ma per l'estate ci vorrebbe tanta neve in montagna, che magari sperando e guardando sempre in alto ha fatto ultimamente, sperando che questa sia sufficiente e che le temperature che adesso andiamo a incontrare non siano troppo calde perché si sciolga immediatamente, ecco, perché è un palliativo che dura poco, mentre negli anni normali magari temperature anche adesso un po' più fredde riusciva a mantenersi un po' a lungo, perché la salvezza del nostro territorio sì è l'acqua piovana, ma è anche la neve che fa in montagna. Sì, infatti, assolutamente. Che ci dà sia la quantità che la qualità, perché fa proprio da spugna e riesce a dilavare tutto quello che è nella parte montana e ci porta quell'acqua, quella qualità eccezionale che abbiamo nei nostri fiumi, ecco. Non in tutti, comunque, ma in alcuni, almeno in quelli. Ma se guardiamo l'inizio dei fiumi, l'acqua non è male, dice lei. Ecco, sarebbe da considerare eccezionale. Dopo l'uomo, nel proseguo dei fiumi, o interviene a suo modo e opera, e allora l'acqua piano piano peggiora, ecco. Ma in origine l'acqua parte sana. Assolutamente, voi siete proprio una fonte, un'arteria, anzi vi siete definiti irrigua, no? per il Veneto. Sì, noi, ecco, per carità, è quella definizione che proprio ci si addice. Noi partiamo e colleghiamo ufficialmente, tanto perché uno possa così pensare, colleghiamo due fiumi, l'Adige e il Bacchiglione. Ufficialmente noi preleviamo acqua dall'Adige e la portiamo una parte nel Bacchiglione, vuol dire che da un fiume che ha una eccezionale portata, riusciamo a portare una parte di quell'acqua in quel fiume che quasi sempre, quasi tutti gli anni va in crisi come portate. Nel percorso riusciamo a servire
con 48 punti di prelievo il territorio, sfruttando i vari canali che incontriamo e tutte quelle reticolo che i consorzi hanno costruito proprio per andare a servire i famosi 85.000 Quindi euro. siete diciamo, importantissimi come ruolo, perché... Noi siamo importantissimi per quella parte di territorio che serviamo, anche se, lo devo dire con amarezza, siamo poco conosciuti anche da chi sono i nostri utilizzatori. Infatti è verissimo. Ecco, per cui l'impegno di questa amministrazione e gli sforzi che stiamo facendo con investimenti anche fuori della nostra portata, ma anche ordine di pensiero, è proprio quello di recuperare quel tempo che abbiamo perso, che magari in passato le amministrazioni precedenti hanno dedicato a risolvere i problemi reali del consorzio. Noi non perché non ci siano problemi, ma dobbiamo rincorrere anche questa informazione, questa immagine che dobbiamo arrivare al cittadino, al nostro usufruitore del servizio e anche in tutti i posti possibili e immaginabili, dai comuni alle scuole a tutte quelle associazioni che desiderano conoscerci. Ecco, da chi ricevete voi finanziamenti per poter lavorare? Un attimo solo che c'è un altro messaggio, leggo prima il messaggio per me. Dobbiamo metterci in testa che non c'è prezzo per una risorsa naturale come l'acqua, non c'è oro o petrolio o altra materia prima. Se dessero il 30% dei fondi che danno alle altre risorse saremo al sicuro. Qua dovremmo metterla, questa frase, dovremmo proprio mettercela, ecco, come quadro sopra la testa, nelle pareti dove andiamo a riunirci, perché sia proprio da considerare un pensiero giornaliero come modo di operare, perché se riconosciamo l'importanza dell'acqua, riusciremo ad avere il territorio servito in maniera migliore nel momento del bisogno a livello idrico, nel momento del bisogno quando quell'acqua dobbiamo farla andare via velocemente prima che avvengano i danni, inondazioni e quant'altro. Ecco, però questo si ricollega, a parte del discorso delle risorse, adesso anche parleremo di questo, e quindi finanziamenti dove arrivano, eccetera, anche al comportamento corretto dei cittadini in generale. Perché quello che è successo di danni ambientali incommensurabili per lo sversamento, appunto che dopo questa sostanza PFAS in realtà erano di un'azienda che ha sversato quelle le antiaderenti, no? Ecco, esatto. È il comportamento di cittadini di fatto, di un'azienda che si comporta in un certo modo, come in agricoltura il sapere l'importanza dell'acqua, del valore di quello che stai facendo ti fa operare in un certo modo. In una determinata maniera. E così lo stesso tante altre cose che sono comportamenti abituali delle persone che però non si rendono conto che quello che tu fai sul terreno, meno male da qualche parte va a finire, no? E quindi contamina il territorio. Perfetto. Io ho fatto un convegno una quindicina di giorni fa dove ho aperto il dibattito dicendo io ho preso questo incarico perché avevo un sogno. E pensavo di portarlo avanti, di riuscire a concretizzarlo questo sogno come amministratore o come presidente. Il mio essere diventato presidente parte da una definizione che l'impegno che dedicherò a questo consorzio sia il biglietto da visita di oggi per le generazioni future che dopo magari ci sostituiranno e nel territorio vivranno. Perché se noi riusciamo a cambiare in tutti quanti quella mentalità che il territorio non è degli altri ma è nostro e noi lo lasciamo in eredità ai nostri figli, forse il nostro piccolo orticello lo coltiveremo in una maniera diversa e se tutti noi coltiviamo il nostro territorio, il nostro piccolo orticello, forse tutto il territorio, l'insieme sarebbe migliore. Infatti, questa mission come pensa di svolgerla, di assolvere? Che cosa secondo lei deve essere fatto a questo punto? Quindi anche a livello, partendo qua stiamo vedendo appunto una mappatura del vostro territorio di competenza. Ecco, allora il nostro obiettivo dell'ente che presiedo, degli amministratori che insieme con me formano il pensiero, perché io da solo non posso arrivare a pensare o a formare un pensiero. Insieme a me ci sono degli amministratori che tentiamo di fare il meglio per il territorio, meglio per il consorzio e meglio per chi utilizza quest'acqua. Ecco.
Noi dobbiamo arrivare ad avere la concretezza di quello che abbiamo detto fino adesso. Oggi siamo partiti, ecco il sogno che facevo riferimento prima, dobbiamo arrivare a concretizzare tutti i problemi e a risolvere, se è possibile, la maggior parte dei problemi che noi abbiamo in consorzio. In primis è la derivazione, cioè avere la concessione reale per il proseguo della nostra attività risolta una volta per tutti. Perché cos'è questa cosa? Perché la nostra concessione è scaduta nel 2014, noi abbiamo investito centinaia e centinaia di mila euro in studi e in pareri di professionisti, di studi, proprio di studi di ingegneria, di studi formali proprio su carta, abbiamo gli armadi pieni e dal 2014 non riusciamo a concretizzare con gli uffici preposti la definizione della pratica. E cosa comporta questo? Quando che si vede, mi scusi lo sfogo, quando che si vede magari che qualche altro ente un po' particolare che magari fa energia idroelettrica e nel giro di qualche mese porta a casa una grossissima concessione a derivare. Per cui c'è qualcosa che, e qua mi prendo tutte le responsabilità del caso nell'affermare, c'è qualcosa che nei conti non sta tornando. Per cui noi facciamo un'attività che è la base di un territorio di circa 85.000 euro, per cui con tutto il reddito, con tutta l'attività agricola, ambientale che possiamo immaginare, ci troviamo di fronte a una centrale idroelettrica con il relativo lucro che ha fermato tutta la parte o che potrebbe fermare da qua in giro di qualche mese la nostra attività. Per cui noi abbiamo una macchina tipo una Ferrari, dato che è a corso, se anche faccio un po' di pubblicità come tifoso, abbiamo una Ferrari che potrebbe servire non 85.000 ma 120.000 ettari e magari fra qualche mese ci troviamo senza benzina. Per cui io faccio appello a tutte quelle organizzazioni, a tutti quei sindaci, a tutti quei assessori, anche se li abbiamo quasi incontrati tutti, regionali, e consiglieri regionali, chi più ne ha chi più ne mette, perché abbiamo un'opera in Veneto, la seconda italiana come importanza per il servizio irriguo, e può rischiare da qua a qualche tempo di rimanere all'asciutto, per cui magari vedremo una cattedrale nel deserto. Sì, questa è veramente una cosa, ma è quasi inconcepibile una cosa del genere. Adesso leggiamo il messaggio, però fa riflettere. Cultura dell'acqua e poi sanzioni pesantissime, ma soprattutto rispetto e applicazione della giustizia. Non bastano le leggi, se non vengono fatte rispettare. Vedrete che se costa di più inquinare che installare un filtro, le aziende ci pensano prima di farlo. Io mi fermo su quella frasetta piccola per dire la giustizia o il consumo dell'acqua. Sì, è vero, cioè, abbiamo una legge dove il consumo dell'acqua deve essere in primis per i cittadini, in secondo per l'agricoltura e l'allevamento, in terzo per tutto quello che è l'industria e via discorrendo. Oggi non è così. Quali sono le priorità oggi? Non è così. Noi possiamo affermare in tutte le sedi possibili e immaginabili che sì, i cittadini sono i primi, prima dell'agricoltura oggi c'è l'industria o parte di essa, dopodiché quando che abbiamo finito questo compito arriverà l'agricoltura, l'ambiente e tutto quello che ne deriva. Una graduatoria un po' particolare, ecco. Per cui ecco, questo vuole essere un messaggio, sì, un atto d'accusa, per carità risolvibilissimo, però io in questo momento sono stanco di andare a ribadirlo a destra e a manca e credo e non voglio che non sia così anche questa occasione, per cui lancio il messaggio: finché siamo ancora in tempo cerchiamo di risolvere
quel problema che ci assilla. Ecco, dopo leggo anche l'altro messaggio che diceva, visto l'importanza del consorzio, quali sono anche gli sviluppi futuri, e quindi ci chiedono questo ai cittadini per capire anche che progettualità c'è. Però volevo riallacciarmi a quanto stava dicendo lei di priorità, no? Priorità un'azienda che produce energia elettrica, quindi denaro, diciamo, nell'immediato rispetto a esigenze del consorzio. Qualora questa concessione, no, non venisse rinnovata, e da chi deve essere rinnovata, cosa potrebbe succedere? Da chi dovrebbe essere rinnovata, credo che qua la Regione abbia la parte più importante. Cosa vuol dire la differenza della centrale idroelettrica? Certo. Io volevo solo lasciare un dato: 85.000 euro come PLV possono essere... Cosa vuol dire PLV? PLV vuol dire prodotto lordo vendibile, cioè quell'attività che sia l'agricoltura che l'ambiente può usufruire dal nostro servizio. Dai conti che abbiamo fatto così a spanne grossolani siamo a superare i 300 milioni di euro che potremmo derivare da quella coltivazione dando la nostra acqua. La centrale oggi, credo dai dati che abbiamo noi, produce 4 milioni di euro, produrà, perché è appena partita. Per cui noi facciamo un servizio al territorio e veniamo penalizzati da un'azienda a partecipazione, per carità, comunale, ma che produrrà 4 milioni di euro, per cui ci sono dei dati che a me non tornano. Ribadisco che quando non avrò più questo incarico ritornerò a fare il cittadino normale, a me non tornano. Infatti. Per cui sono delle cose particolari. Ma voi avete rapporti con la Regione? Qual è la situazione dal punto di vista burocratico? Noi le stiamo tentando tutte, ma di fronte a una concessione data nel 2012, da lì non si risolve, non si va più avanti nel ragionare e nel cercare soluzioni. Per cui io in questo momento, come Presidente del Consorzio, ho le mani legate. E quindi cosa vuol dire mani legate? Voi non potete... Vuol dire che per il 2016 in qualche maniera abbiamo una concessione precaria che arriverà fino al 31 del 12, anzi arriverà fino al 15 di ottobre, perché noi finiamo il servizio irriguo il 15 di ottobre. Dopodiché io, come ho detto prima e lo dirò sempre, l'ho detto anche un mese fa, non sono più in grado di investire nessun euro per tentare di riempire gli armadi, come ho detto prima, di studi, di professionisti, di pareri, di quant'altro, per non arrivare a niente. Per cui oggi o alla fine dell'anno dobbiamo decidere, o chi potrà deciderà, se questo consorzio ha da essere ancora mantenuto in vita o deve essere eliminato. Sì, ma non si elimina il problema comunque. Esatto, sì, ma siccome voi l'hai spiegato anche semplicizzando in modo molto chiaro al massimo, perché non è tanto semplice un'attività appunto di un consorzio anche di secondo livello, siete coloro che consentono di incanalare l'acqua dall'Adige e portarla al Bacchiglione, quindi di fornire tutta un'area che altrimenti acqua non ne avrebbe, e di renderla tra l'altro fruibile come acqua, perché altrimenti ovviamente meno ce n'è, più le concentrazioni anche inquinanti diventano importanti, difficili da eliminare. Se voi non funzionate più, succede un disastro ambientale, ci sono ripercussioni ambientali di non poco conto, o no? Cosa può succedere a livello agricolo? Esatto. L'agricoltore che è abituato ad avere un tipo di servizio, cioè l'acqua, ad avere l'acqua in azienda, a fare quelle colture che oggi magari formano quel Made in Italy o il Made in Veneto, che ci caratterizzano all'estero proprio per quella tipicità dei prodotti, non può più farlo perché se gli manca l'acqua non arriverà ai risultati che oggi è abituato ad arrivare. Le cose sono due: o abbandona l'agricoltura o utilizzerà quelle tecniche che oggi sono a nostra conoscenza, che sono le perforazioni di pozzi, per cui vedremo il nostro territorio veneto formarsi come un gruviera, cioè ogni azienda avrà il suo pozzo e il suo approvvigionamento privato, per cui non cambierà assolutamente nulla, ma oggi con i problemi ambientali che si diceva prima, io non la vedrei questa soluzione la più fattibile.
Quindi è grave, sostanzialmente, cerchiamo di capire la gravità. Oddio, mi sembra... Sì, ha davanti un futuro non roseo questo problema. Ecco. Gli agricoltori, benissimo, lei ha parlato degli agricoltori, perché non parliamo dei cittadini comuni che ancora non si rendono conto della cosa che comunque coinvolge anche loro di fatto, direttamente o indirettamente. Non sono stati sensibilizzati su questa cosa qua, o solo le associazioni degli agricoltori, dalla CIA, Coldiretti, Confagricoltura, saranno state interessate della cosa? Sì, e devo dire che sono anche presenti, perché faccio punto di riferimento il 15 di marzo, nostro data di inizio irrigazione, mettiamola così. Ogni anno noi partiamo ad irrigare il 15 di marzo. Il 15 di marzo faccio riferimento ancora a quel convegno che abbiamo fatto, erano in prima linea insieme a noi a evidenziare questo problema, per cui l'impegno che ci siamo presi è di tentarle tutte, di utilizzare tutte le strade a nostra e loro conoscenza, proprio per cercare di sviluppare alcuni tavoli rotondi e cercare di confrontarci ai più alti livelli. Però per la regione chi avevate presenti? Io stavo guardando qui tra i relatori chi c'era, per cui organizzazioni agricole erano presenti, il presidente dell'ANBI, Associazione Nazionale delle Bonifiche, era presente. E per la Regione Veneto io vedo un dirigente? Sì, ecco, abbiamo avuto la sfortuna purtroppo che il giorno 15 gli assessori invitati in quell'evento hanno avuto un incontro, una giunta un po' particolare che è andata a finire nel pomeriggio, per cui hanno dovuto declinare l'invito all'ultimo, proprio alla mattina stessa. Per cui non vado a colpevolizzare nessuno in questo momento. Abbiamo ancora del tempo prima di arrivare, per quel che riguarda il nostro essere, la fine dell'anno. Quindi alla fine dell'anno la data fatidica. Cerchiamo di risolvere tutti insieme questo problema, ecco, nel senso, senza andare a puntare il dito su nessuno. Io volevo, per dare un'altra informazione del nostro consorzio. Sì, la facciamo così, lei ci dà quell'informazione, rispondiamo anche all'altro messaggio che è arrivato dopo la pubblicità, così abbiamo più tempo. Perfetto. Tra poco.